con Michele Lionello, direttore artistico della Voci per la Libertà, uno straordinario festival, 24esima edizione, e ci facciamo spiegare da lui le novità di quest'anno, quando sarà fatto. Prego Michele. Eccoci qua dal 23 al 25 luglio a Rosolina Mare, nel nostro splendido delta del Po, la 24esima edizione di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. Confidiamo di farla in presenza. Anche l'anno scorso, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a realizzarlo, un po' per fortuna, un po' per caparbietà, ed è stata una delle edizioni più belle in assoluto. E stiamo lavorando per riuscire a arrivare al meglio anche a questa edizione. Ecco, avete già deciso il vincitore di quest'anno? Chi saranno? Sì, il vincitore del premio Amnesty International Italia sezione Big sono niente proprio di meno che i Negramaro con il bellissimo brano dalle mie parti. Veramente siamo stracontenti di questo risultato, una canzone che ci aiuta a riflettere sul tema dei migranti. Tra l'altro Giuliano San Giorgio ha proprio dichiarato in merito a questo e in merito anche al valore delle canzoni, di come i cantanti non siano solamente intrattenimento, ma debba essere anche una riflessione, un cercare di portare dei contenuti. Saranno con noi, ce l'hanno già confermato, nella serata finale di domenica 25 luglio, appunto a Rosolina Mare, per il gran finale del festival. Come ogni anno c'è una sessione per gli emergenti, avete già deciso anche qua il casting? Stiamo ancora lavorando a questo, le iscrizioni sono ancora aperte appunto nel premio Amnesty sezione emergenti, fino al 3 maggio sono aperte le iscrizioni sul nostro sito vociperlalibertà.it, però come ogni anno il primo degli 8 semifinalisti è stato individuato attraverso una selezione anche sul web. E i primi appunto degli 8 sarà la band napoletana degli Aftersat con il brano Sans Papier. Quindi stiamo veramente lavorando per riuscire a portare una grandissima edizione anche quest'anno, che sarà ricca tra l'altro, sempre Covid permettendo, non solamente di musica ma di altri appuntamenti legati all'arte contemporanea, alle performance. E tra l'altro l'idea è anche quest'anno di portare avanti un festival diffuso assieme al teatro, alle anteprime, ai post, quindi tutta la provincia inondata di musica, arte e diritti umani. Ecco, voi siete molto vicini ad Amnesty International. Con Amnesty cosa state seguendo in particolare in questo momento? Tra l'altro, allora, con Amnesty sono quotidiani, diciamo appunto, i contatti. Anche l'edizione del festival sarà un'edizione particolare perché quest'anno sarà il 60° proprio di Amnesty International. Il 28 maggio, data proprio del compleanno, realizzeremo un grande evento in diretta streaming in questo caso, e che anticiperà appunto qualcosa del festival. Ma a livello provinciale, con numerose associazioni appunto del territorio, stiamo realizzando una serie di eventi legati alla situazione dei profughi sui Balcani. Abbiamo appena realizzato uno sull'aspetto più politico-giuridico. Settimana prossima ce ne sarà un altro su come poter aiutare proprio concretamente chi agisce nei Balcani, e nell'ultimo, il 7 maggio, concluderemo con l'arte, di come l'arte può aiutare anche in questo senso, con i Marmaia e con alcuni illustratori che metteranno a disposizione le proprie opere per aiutare chi si trova in difficoltà. Ma abbiamo lavorato poi appunto anche nei mesi precedenti. Vorrei ricordare l'appuntamento dell'8 febbraio in cui abbiamo realizzato questa grandissima maratona Voci per Patrick assieme al MEI e ad Amnesty International, oltre 200 artisti che si sono messi in gioco per chiedere la libertà di Patrick Zaki, e continueremo a farlo finché Patrick non sarà liberato. Ecco, tu ci hai fatto vedere fuori onda anche un vinile, ce ne vuoi parlare? Sì, E ce lo fai vedere anche, eccolo grazie. qua, il vinile dell'ultima edizione appunto di Voci per la Libertà. Per la prima volta, oltre alla versione digitale che si può trovare chiaramente online, abbiamo deciso di realizzare appunto l'album del festival in vinile. Un prodotto tra l'altro veramente particolare, unico, numerato, ciascuna coppia, che racchiude quello che è il meglio del festival dell'anno scorso, dal vincitore dei Big con Nicola Fabi alla vincitrice degli emergenti con Air, con tutti gli altri finalisti del festival, le anteprime di Adria, il post di Rovigo, quindi
un altro prodotto artistico, una produzione culturale dell'Associazione Voci per la Libertà di cui andiamo a fieri e continueremo ad agire in questa direzione. Grazie Michele, lunga vita a Voci per la Libertà e complimenti come sempre. Grazie a voi e alla prossima.